Lucio Fontana comincia a ragionare di spazialismo e di arte spaziale nel 1946. Rientrato in Italia dall'Argentina, comincia ad alimentare il dibattito sull'argomento spazialismo assieme ad Ambrosini, Burri, Crippa, De Luigi, De Toffoli, Dova, Donati, Giancarozzi, Guidi, Ioppolo, La Regina, Milena Milani, Morucchio, Peverelli, Tancredi, Vianello, principalmente attorno alla Galleria del Naviglio a Milano, in una serie di dibattiti che si prolungheranno dal 1947 al 52-53 e oltre. Per la prima volta Lucio Fontana nel 1949 allestisce proprio alla Galleria del Naviglio un ambiente spaziale con forme spaziali e illuminazione a luce nera, per la prima volta in Italia e nel mondo di fatto. È estremamente interessante andare a rileggere il secondo manifesto italiano. Nel marzo del 1948 viene redatto a Milano ed è assolutamente significativo, ancora attuale. Spaziali. L'opera d'arte è distrutta dal tempo. Quando poi, nel rogo finale dell'universo, anche il tempo e lo spazio non esisteranno più, non resterà memoria dei monumenti innalzati dall'uomo, sebbene non un solo cappello della sua fronte si sarà perduto. Ma non intendiamo abolire l'arte del passato o fermare la vita. Vogliamo che il quadro esca dalla sua cornice e la scultura dalla sua campana di vetro. Un'espressione d'arte aerea di un minuto è come se durasse un millennio nell'eternità. A tale fine, con le risorse della tecnica moderna, faremo apparire nel cielo forme artificiali, arcobaleni di meraviglia, scritte luminose. Trasmetteremo per radio e televisione espressioni artistiche di nuovo modello. Se dapprima, chiuso nelle sue torri, l'artista rappresentò se stesso e il suo stupore e il paesaggio lo vide attraverso i vetri, e poi, disceso dai castelli nelle città, abbattendo le mura e mescolandosi agli altri umani, vide da vicino gli alberi e gli oggetti. Oggi noi, artisti spaziali, siamo evasi dalle nostre città. Abbiamo spezzato il nostro involucro, la nostra corteccia fisica e ci siamo guardati dall'alto, fotografando la Terra dai razzi in volo. Con ciò non esaltiamo il primato della nostra mente su questo mondo, ma vogliamo recuperare il nostro vero volto, la nostra vera immagine, un mutamento atteso da tutta la creazione, ansiosamente. Lo spirito diffonda la sua luce nella libertà che ci è stata data. La libertà che ci è stata data. Scritto in Milano, 1948, 18 marzo, estremamente significativo a Milano nel 2020. Ragioniamo.